643 sono i cavarzerani che hanno sottoscritto una petizione promossa da alcuni abitanti di Cavenier consegnata all'ufficio protocollo del comune di Cavarzere lo scorso venerdì 29 luglio. La richiesta della petizione rivolta al sindaco è di organizzare un'assemblea aperta al pubblico in cui venga descritto l'impianto al dettaglio, un consiglio comunale aperto e la promessa di contrastare nelle sedi opportune la costruzione dell'impianto progettato per Cavenier, in quanto troppo vicino alle case, alle scuole e al centro abitato di Cavarzere. La conferenza dei capigruppo consiliari ha fatto proprie le richieste espresse dai firmatari della petizione. Il circolo della sinistra italiana di Cavarzere e Cona si continua a chiedere le motivazioni che hanno spinto la Regione Veneto, la Città Metropolitana di Venezia, i vari enti statali e il Consorzio di Bonifica Adige-Euganeo a dare un voto favorevole alla creazione dell'impianto nonostante le osservazioni fatte dall'ULSS Tre Serenissima e dal Comune di Cavarzere. È una quantità ingente di prodotti quelli che servono ad alimentare l'impianto, numeri impressionanti, anche se un rappresentante della società che propone la realizzazione dell'impianto stesso ha affermato che altri simili si trovano abbastanza vicini al centro abitato, come a Codigoro. Gli esponenti della sinistra italiana chiedono quindi che venga chiarito il termine abbastanza per poter fare dei confronti.